Parliamo di Universiadi. Siamo in collegamento con Massimo Zanotto, consigliere nazionale Federcusi. Innanzitutto Massimo, salve, grazie per aver accettato nuovamente il nostro invito. Grazie Beatrice, è un piacere essere in una testata che si occupa dello sport a 360 gradi. Grazie a te naturalmente. Allora Massimo, si sono concluse da non molto le Universiadi che si sono disputate in Germania. Che cosa possiamo dire della delegazione azzurra, in particolare per quanto riguarda i numerosi atleti veneziani che ne abbiamo fatto parte? Prima di parlare di questo, però, vorrei porre l'accento su un grave episodio che è accaduto, cioè il grave infortunio al Ginnacelli. Quali sono le ultime notizie riguardanti lui? Allora, sicuramente l'incidente che è successo a Lorenzo è una cosa che ha toccato tutta la delegazione, ovviamente, perché è stato un incidente serio. Lorenzo è ancora in Germania, seguito ad Essen. Durante il periodo della manifestazione è sempre stato affiancato dal medico di Federcusi, Filippo, che l'ha seguito direttamente. Adesso c'è stata la visita del medico Ferretti della Federginnastica, ci sono i familiari, si stanno aspettando l'evoluzione, si era sempre parlato di una decina di giorni per vedere quali potevano essere le difficoltà neurologiche. Ovviamente siamo tutti in attesa perché sarebbe la medaglia più importante conquistata dalla spedizione, quindi sapere che c'è una evoluzione positiva e appena si avranno notizie precise rientrerà in Italia per seguire il percorso vicino a casa. E indubbiamente siamo tutti vicini a Lorenzo Bonicelli e gli facciamo naturalmente i nostri migliori auguri per una pronta e veloce ripresa. E sappiamo che non è facile passare da un argomento all'altro, ma come ti dicevo in apertura di intervista, Massimo, ti chiederei di fare un po' un resoconto di quella che è stata la delegazione azzurra e i risultati della delegazione azzurra, in particolar modo per quanto riguarda gli atleti, i numerosi atleti provenienti dal veneziano, che ricordiamo non tutti sono veneziani doc, però magari risiedono a Venezia o comunque nella città metropolitana di Venezia. Sì, allora è stata una edizione delle Universiadi particolare perché c'erano due aree di sviluppo, nel senso che c'era la maggior parte delle discipline in Renania e nel bacino della Ruhr, divise in cinque città, e alcuni sport a Berlino. Io ero a Berlino a seguire pallavolo maschile e femminile, c'erano il nuoto e c'erano i tuffi, mentre appunto le altre discipline erano in Renania. Un'edizione particolare perché ovviamente varie città, varia dislocazione degli aghi, non c'era come abitualmente un villaggio dove gli atleti dirigenti erano tutti insieme, per cui si è dovuto fronteggiare una situazione anomala e cercare di dare una risposta all'ottimo lavoro fatto da tutte le federazioni che hanno partecipato nell'ambito della manifestazione, coordinate da Federcusi. Un lavoro che ha portato a un risultato eccellente dal punto di vista sportivo, perché 43 medaglie, di cui 14 di 14 medaglie d'oro, che ci pongono al quinto posto del medagliere assoluto e al primo posto come nazione europea, confermando il risultato delle Universiadi di Chengdu in Cina del 2023. Per quanto riguarda gli atleti veneziani, sicuramente c'è stata molta soddisfazione, sono arrivate alcune medaglie d'oro, sono arrivate alcune medaglie di bronzo e dei buoni piazzamenti.
Partirei proprio da chi è nato e risiede ancora a Venezia, anche se nuota con il centro Nuoto Torino, che è Federico Riddi, che ha conquistato una splendida medaglia d'oro nei 50 rana, ottenendo sia in qualificazione sia in semifinale che in finale il tempo migliore, quindi un ottimo risultato come quello di Tommaso Vianello, nato a Venezia, che ha gareggiato anche nel Palio delle Repubbliche Marinare nell'Armo di Venezia e che nel canottaggio, nel 4 di coppia misto, hanno vinto loro, lasciandosi dietro proprio la Germania, con cui proprio c'era lotta medaglia su medaglia per il quinto posto e il primo posto come nazione europea. E un altro oro è arrivato da Ezzi Cidera Blessing, palleggiatrice della nazionale femminile, residente a Noventa di Piave, gioca con Bergamo, un atleta che ha fatto gran parte del percorso estivo anche con la nazionale maggiore, che è sicuramente una grande promessa nel mondo del volley. E come una grande promessa è Mattia Boninfante, nato a Venezia, residente attualmente gioca a Civitanova con la Luba Civitanova, è cresciuto pallavolisticamente parlando a Treviso, figlio di un grande atleta come Dante Boninfante, quindi figlio d'arte, ha giocato molto bene tutte le partite, la nazionale ha fatto un percorso netto fino alla semifinale in cui si è arresa al quinto set 15-13 con il Brasile, quindi resta un piccolo rimpianto per aver perso la possibilità di giocare per loro, però sicuramente è una prestazione notevole da un gruppo di atleti che faranno molta strada. E le altre medaglie veneziane sono arrivate da Agata Maria Hambler, che ha vinto 2 medaglie di bronzo nella staffetta 4%, 4% stile libero e 4% mista, e ha ottenuto oltretutto altri buoni piazzamenti nelle gare individuali con quinto posto. E Agata è nata a Venezia, risiede a Casale sul Sile e nuota con il team Veneto che è a Padova. Poi in altre discipline abbiamo avuto Antonio Brunello che ha gareggiato nel tiro con l'arco nel compound, era presente anche a Chengdu, si è piazzato al 22esimo posto, circa quindi a metà della classifica, è appunto nato residente a San Donà di Piave. Non è un'atleta nata a Venezia o residente a Venezia, ma studentessa di Ca' Foscari dell'informatica, Caterina Logò, atleta della Reyer fino alla stagione precedente, quest'anno giocherà ad Empoli, che ha giocato nella nazionale di basket 3 contro 3, fermandosi in finale contro la Cile, disputando anche lei un ottimo campionato. Sicuramente una spedizione, un risultato anzi ottimo, più che soddisfacente. Sì, sì, assolutamente sì. Diciamo soddisfacente per i risultati, soddisfacente molto anche l'atteggiamento degli atleti che hanno sicuramente dato il massimo, hanno dimostrato un buon approccio alla manifestazione dove è anche importante la socializzazione e il mettersi in contatto con atleti provenienti da tutto il mondo, da diverse culture, quindi un'esperienza sicuramente significativa dal punto di vista sportivo, ma oltremodo formativa dal punto di vista umano. Quali saranno, Massimo, i prossimi impegni per quanto riguarda il CUSI e gli atleti universitari, in particolare quelli veneziani, finite appunto le Universiadi? Allora, le prossime edizioni delle Universiadi sono biennali, quindi parliamo del 2027, si parteciperà alla Universiade estiva che sarà in Corea, mentre quella invernale doveva essere in Finlandia
ma hanno rinunciato e quindi stanno a livello di FISU, la Federazione Internazionale, stanno definendo la sede del 2027. Nel 2026 invece ci saranno vari campionati di singole discipline, quindi disputate in varie sedi, e a quel punto le varie federazioni svilupperanno le loro designazioni, quindi al momento non sappiamo ancora quali atleti del veneziano saranno coinvolti. A livello di attività internazionale ci sono anche i campionati europei universitari e come CUS Venezia organizzeremo a dicembre la seconda edizione dell'European Universities Winter Games, Winter Championship in Val di Zoldo. Abbiamo organizzato la prima edizione, è stato un successo, per cui EUSA ci ha chiesto di organizzare la seconda edizione. D'accordo con le due università stiamo procedendo col territorio della Valle di Zoldo e ci saranno le discipline dello sci alpino, dello snowboard e dello snowvolley, quindi siamo pronti a queste attività. E Dal punto di vista naturalmente dell'attività sportiva Federcusi, invece, a livello nazionale ci saranno nel mese di ottobre i campionati nazionali di canoa, kayak e canottaggio, quindi un altro appuntamento molto importante dove ci sono gli atleti più promettenti del mondo sportivo under 25. E naturalmente Massimo ci sentiremo per aggiornarci anche su questi importanti avvenimenti, su queste importanti manifestazioni. Nel frattempo ti ringraziamo di cuore per aver fatto il punto della situazione sulle recenti universiadi disputate in Germania e ti ringraziamo appunto e ti diamo appuntamento a presto. Grazie Massimo. Grazie a te Beatrice, buona giornata.